Allora, cercando di essere sintetici, allora sul Corriere del Veneto di oggi, il PIL Veneto cresce più di quello nazionale, la spinta maggiore arriva dal turismo. Ecco, questo titolo che ieri abbiamo, proviene è un articolo che è tratto dal comunicato che ha mandato ieri il Presidente della Regione Luca Zaia, in cui dice che è certificato da tutta una serie di dati verificati e mentre a livello nazionale c'è una stima dell'aumento del PIL del 0,9, nel Veneto c'è l'1,1 e questo ovviamente è grazie al turismo. Ecco che grazie al turismo sia nel comunicato ma mi sembra che qua nell'articolo parlano di locomotiva del Veneto rispetto a tante altre regioni, non è un mistero, si è sempre detto che grazie al turismo la nostra regione è una delle regioni in cui l'economia cresce di più rispetto a altre regioni. Ecco, però quello che vorrei sottolineare, voi sapete, credo che ci segue, che io personalmente ho sempre sostenuto proprio a pancia a terra i balneari, ma non si tratta diciamo, di sostenerli per un motivo localistico, per un motivo di portare avanti gli interessi di una categoria, no. Faccio questo perché l'interesse dei balneari è anche l'interesse di tutti quanti e mi spiego meglio. Col fatto della Bolkestein che non ci piove, nessuno dice che giustamente le concessioni non siano messe all'asta, ormai questo passaggio c'è stato, è stato metabolizzato, si è capito ed io sono uno di quelli che penso che sia giusto che sia così. Ma quello che non è giusto e che è antieconomico scusate, è il fatto che l'investimento di chi opera in questo settore non è poi riconosciuto. Allora cosa succede? Che chi non sa se gli verrà rinnovata la concessione oppure chi sa già che probabilmente non gli verrà rinnovata o ci sono tutta una serie di incertezze, a un certo punto è ovviamente immaginabile che va a investire meno. Quindi invece di rinnovare gli ombrelloni oppure le cabine oppure gli impianti fotovoltaici oppure i bagni oppure tutta una serie di cose, non va a investire perché non ha la sicurezza che poi verrà diciamo riconfermata, ma soprattutto non gli viene riconosciuto l'investimento fatto, ovviamente al netto degli ammortamenti. Questa cosa purtroppo non viene riconosciuta e questa va a deprimere gli investimenti e la prima leva economica che fa crescere l'economia, e far crescere l'economia vuol dire più posti di lavoro per tutti, più benessere e più attività che riescono a lavorare, è proprio quella dell'investimento. Ecco, quindi a chi continua a criticare i balneari dicendo che c'è l'esempio concreto recentemente in cui l'amministrazione comunale, una delle pochissime cose che condivido di questa amministrazione, ha fatto l'allargamento di parte della concessione ad alcuni balneari di Isola Verde proprio per una sorta di risarcimento, visto che il mare si è preso sempre di più a Battigia. C'è quella signora di Isola Verde benestante che non ha assolutamente bisogno di andare in spiaggia libera, ma ha tutte le possibilità possibili e immaginabili, che dice no, non bisogna ridurre le spiagge libere che non sono state ridotte, perché comunque il comune di Chioggia, sarebbe da parlare un po', ma ne parleremo in un altro servizio, comunque c'è quello previsto di legge regionale che è il 20%, ci sono le stesse spiagge libere anche in Isola Verde, basta muoversi un po' e ci sono, mentre questi operatori hanno avuto un danno non da poco col fatto che il mare si è preso più Battigia. Quindi il fatto questo che sostenere i balneari, oltre che a Isola Verde c'è tutto un discorso diciamo di prima linea, ne avevo parlato tante volte ma ne parleremo ancora, e appunto questo è il messaggio che vorrei farvi capire, che se la nostra regione è in controtendenza rispetto al dato nazionale è anche perché ci sono questi soggetti che nonostante tutto continuano a investire, ma sicuramente investirebbero molto di più se avessero la certezza perlomeno di essere risarciti dall'investimento. Non mi sembra che sia una cosa dell'altro mondo, mi sembra una cosa che dovrebbe essere prevista tranquillamente e anche l'Unione Europea dovrebbe arrivare a questa conclusione. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga.
La pescheria Cam propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. Cam da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.